30-15. Bravo. Sì. 15-0. Trenta 15. 15-30. Caricano. Prima partita che sei giocato. Caricano. Out. 40-15. Bravo. Bravo. 15.
40-0. Quaranta 15. Partita in campo, Casola 2 partita 0, 6-0, 6-4. A questa finale stanchissimo dalla semifinale di ieri contro un giocatore di Genova molto bravo che è stato anche lui 2-4 non troppi anni fa, quindi è stata una partita molto combattuta, durata più di 2 ore e mezza e io mi sono presentato a questo torneo senza il minimo allenamento, quasi per gioco, per vedere un po' cosa sarebbe potuto succedere, insomma. Quindi non sono arrivato troppo in forma, però per fortuna anche durante le partite precedenti non ho perso troppe energie, quindi anche oggi sono stato, diciamo, secondo me fortunato a chiuderla in 2 perché le condizioni fisiche sono abbastanza precarie. Magari un po' la tensione, un po' la poca abitudine a giocare questi match che non giocavo da più di 5 anni quasi, da quando ho smesso di giocare, hanno un po' influenzato magari sulla parte finale del match. Una bellissima soddisfazione soprattutto per come ci sono arrivato, insomma, sono stato quasi obbligato dal circolo per cui sto giocando, l'Easy Sporting di Capoterra, che ringrazio tra l'altro per avermi fatto riprendere la racchetta in mano, insomma. È stato quasi per gioco, per sfida, alla fine sono veramente soddisfatto di questo titolo italiano, anche perché non giocavo questo torneo dal 2014, da 10 anni che non ho più potuto giocarlo, quindi sono molto contento. L'ultimo anno in cui ho giocato è stato il 2019, ho fatto ottimi risultati, ero passato forse 2-4 armonizzato, non mi ricordo bene. E poi col 2020 ovviamente col Covid hanno interrotto giustamente le competizioni a squadre, i tornei, e quindi ho un po' perso stimoli, motivazioni, perché sono rimasto 6 mesi senza giocare e nella parte finale dell'anno avevo finito il campionato col Tennis Club Porto Torres, passando dalla Serie C alla Serie B, e poi ho proprio smesso di giocare, ho proprio messo le racchette nel sottotetto fino a questo febbraio-marzo, insomma, quindi più di 5 anni. Il padel è arrivato nel momento proprio in cui stavo smettendo di giocare a tennis, è diventato alla fine anche un lavoro, insomma, oltre che una passione. Di questo tuo ritorno al tennis è sporadico oppure come lo possiamo interpretare? Non lo so, secondo me, se dovessi dirlo in questo momento sporadico, vorrei riprendere a giocare direttamente per la D1 del 2025 senza troppe pressioni, insomma, però non si sa. Il fatto che il padel sia uno sport prevalentemente di doppio crea, diciamo, più sinergia col tuo compagno, quindi questo manca magari in uno sport di singolo come il tennis, però la sensazione magari come si tira un passante in corsa o una bordata da molto lontano dalla riga è una cosa che magari il padel non ti dà. Progetti futuri col tennis non saprei, veramente vorrei riprendere direttamente l'anno prossimo, però non lo so. E col padel invece magari provare a fare un po' più di attività internazionale. E ora, su con gli applausi
campione italiano 2024, terza categoria, Matteo Casula. Un grande applauso anche per Matteo. Premia il presidente Giuseppe Campus. Su con gli applausi, forza! E ora direi tutti i campioni italiani al centro del campo e parte l'inno nazionale. All'edizione 12+1 dei campionati di terza categoria qui dallo Sporting. Un saluto da parte del presidente dello Sporting Giuseppe Campus, un saluto e una buonasera a tutti quanti.